particolare del territorio di Siracusa, dall'imperversare di una cosca criminosa particolarmente attiva sul territorio, una cosca che si dedicava a furti, estorsione, rapine, incendio, danneggiamenti e quant'altro. Alcune modalità di rapine compiute sono particolarmente efferate perché entravano nelle abitazioni di persone anziane, di persone sole e quindi con modalità particolarmente pesanti nei confronti delle vittime. Ci sono stati incendi, basta considerare che è stato incendiato il capannone di un imprenditore con l'incendio di 3 pullman e di una barca, ad un imprenditore agricolo hanno estirpato le piante, hanno danneggiato la coltivazione, quindi un'operazione importante coordinata dalla Procura della Repubblica di Catania e compiuta dalla Questura di Siracusa e in modo particolare dal commissariato di polizia di Lentini, che pur essendo un ufficio di dimensioni ridotte, dimensioni contenute, però ha svolto un'indagine veramente complessa e che ha dato risultati particolarmente apprezzabili questa indagine e questi risultati, poiché non vi è stata collaborazione dei cittadini in modo apprezzabile. I cittadini hanno denunciato il furto dell'autovettura, hanno denunciato l'incendio, però non hanno denunciato quello che era avvenuto prima e quello che è avvenuto dopo questi fatti. Questo si è potuto ricostruire grazie all'attività tecnica compiuta dalla polizia e il commissariato di Lentini si è distinto in modo veramente apprezzabile in questa indagine. Qual è il punto di contatto con la